Bello, bello, merita veramente. Col discorso qua di internet, sì c'è wifi dappertutto, ma per puntinarti bene le zone avrei bisogno di una connessione con la SIM, no? Quindi vado veramente male io a farti le puntine. Proverò magari quando sarò in Italia, in base alla memoria e alle fotografie che ho fatto, no? Anche quelle fatte col telefonino che hanno segnato il punto GPS, e vedo di ritirarti fuori tutti i dettagli. I vantaggi dell'essere tappo: cammini tranquillamente senza sbattere la testa. Vedi, all'entrata ti hanno messo anche il simbolo, no? Il cartello, oh, c'è i corni, vedi? E qua all'entrata o all'uscita, dipende da dove arrivi, abbiamo la diga che dighizza il tutto. Vedi, quelli sono i sentieri che fanno paura a Singano, perché oltre ad essere stretti, essere sul burrone, vedi, la pendenza è verso l'esterno, cioè ti spinge verso la morte, ti invita a morire. Senti che sound, senti? Figata. Sì, ora la tamarronaggine, cioè tutti vetri scuriti anche davanti, proprio sia quello, il lunotto di guida che quelli laterali di guida, in più anche la targa oscurata. No, non ho capito, abbiamo adottato il cane, ci segue, oh! Cos'è sta roba? Comunque Italia, benvenuto in giardino di Singano. C'ho anche le mucche di là, adesso ho trovato le mucche. Prima erano qua che bevevano, e adesso si sono spostati là. Guarda, non siamo tutti vera mucca in giardino. Che figonata. Ucciu che adesso vuole il cracker, zappa. Ah. No, guarda che è caduto. Dai, zappa. Piano, piano, una no, tocca l'altra. Aspetta, wait. No, aspetta. No. Eccolo. Qua. Oh. Questo è il tuo? Ah, brava. Basta. Più un caso. Più niente. No, più niente. No, non scornarmi. Cara. No. Guardalo. Non più niente, vedi? Più niente. Che carine le mucchine. Piccoline, sono piccole queste, piccoline. Molto affettuose, per carità, sì, le ho comprate col cracker all'inizio. Mi dispiace non averne portati altri. Infatti quando le ho viste avevo quasi finito il pacchetto, ho detto no, aspetta che lo tengo per le mucchette. Va bene, dai. Vero mucchetta? Dimmi, cosa c'è? Sì? No, più niente. No, più niente. È mia colpa mia. Guarda. Va che spettacoli di posti. Mucchette e il torrente azzurro qua così. Stupendo. Mistella, cosa c'è? Le mosche che ti danno fastidio? Anche a me danno fastidio, non le sopporto più. È una roba incredible. Piano, sono qua io. Sono io. Niente, hai fastidio alle mosche che gli vanno negli occhi, dice brutte mosche. Qua dei tedeschi col furgonato, non ho capito cosa vogliono fare, vogliono venire qua. E qua abbiamo trovato i nostri amici tedeschi col furgonato, no? E questo è il giro che fanno loro, praticamente dalla Germania scendono, fanno tutta la nostra strada del ritorno fino a Salonico e dopo arrivano, where the last point, I don't remember. Wait, I will switch off something. Ok. Here, what is here? Moldavia. In Moldavia arrivano. Costeggiano il Mar Nero, arrivano in Moldavia, dopo ritornano su in Germania. So you go this way and then down, yeah? Yeah. You cross Serbia here. Yes. Okay. Yeah, we go this down here and then here up back. Hai capito. E ci raccontano che le autostrade e le highway sono a pagamento solo da noi, in Italia, Austria, Slovenia e Croazia. Altrimenti in Serbia e negli altri paesi non si pagano, sono gratis, hai capito? Ci hanno chiesto se ci mettiamo lì con loro e ci sconsigliano di viaggiare di notte per via delle condizioni della strada. Effettivamente è già quasi ora di cena, quindi quasi adesso andiamo. Ho detto tanto mi aiuta lui con le manovre, perché c'è una specie di saltino in marciapiede un po' altino, hai capito? E quindi buongiorno Italia, dove abito oggi? Yeah, direttamente qua, bellissimo, con i nostri amici dalla Germania, con il loro furgonato. E adesso è in arrivo anche il Giovanni che viene direttamente di Culto. Bellissimo giardino, benvenuto in giardino di Casa Singano, guardatelo. Bene, e adesso senti Giovanni che mi disturba sempre, che mi interrompe tutti i documentari, capisci? Come siamo presi qua?
Che razza di regia, senti, dopo passa anche le macchine, senti, ma è un disastro sto canale, non si può. Ne arriva un altro, facciamo un campo Rom adesso. Yeah, guarda i nuovi vicini addirittura dall'Estuania. Guarda, hanno anche il Fufi, guardalo. Caro. Insomma, sono tutti stupiti, hanno detto, cazzo, siete in due, con due camper. Io ho detto, sì, se Giovanni era una bella figa, ancora, ma è arrivato anche il nostro amico qua e adesso siamo al completo. Se c'era anche il CP, faceva falò qua. E poi come rito si fa il giro dei camper. Ecco, io adesso direi che ci facciamo i preparativi per la cena e se tutti sono d'accordo si può fare anche un falò. Beh, oddio no, dove pigliamo la legna? Forse lì? Non so, vediamo se c'è legna, mi sembra... Ma sì, dai, troviamo. Aspetta perché ci ha detto vi mostro qualcosa di utile per il campeggio, ma... Ah! Il mini grill! Ah, hai visto? Hai capito? Allora, ci raccontava che loro hanno questa cosa che sembra una pietra, in realtà è un concentrato di cocco. Lo fai bruciare, ti dura circa 2 ore, dopo 2 ore vabbè si spegne e lo butti via. Cioè di che uno esce dal cesso e si trova sta roba qua, è fantastico ragazzi, è fantastico. Bello, molto bello. Adesso vado con gli amici lì e che continuiamo la Cenetauz, stiamo preparando. Loro si fanno la grigliata, io che come hai visto insomma le mucchine mi piace accarezzarle e socializzarle e niente, mi faccio la pizza. La pizza visto che sono single in questo periodo, che la Alessia è rimasta in Italia a lavorare, io ci do dentro con l'aglio, cazzo c'è pizza, aglio e funghi. Ecco qua, allora, questi sono i ragazzi che vengono dall'Estonia, cioè si sono fatti un viaggio che è il doppio del nostro e questo è il furgone che si sono allestiti loro, no? Guarda che carino, guarda, tutto organizzato con col fornelletto per cucinare, vedi? L'estintore che tutti hanno tranne me ovviamente e i super fari da wild. La cosa bella sarebbe sentire Giovanni che prova a parlare in inglese. Siamo a livelli epici e che non posso stare qua un'ora a riprenderlo. E sono riuscito a fargli mangiare la Macedonia in Macedonia anche a loro. Allora la cosa strana, si dai riesci a vedere, è che qua abbiamo i cani randaggi che si sono messi a dormire a fianco, ma non vogliono il cibo, cioè qualsiasi cosa io gliela do, loro non la vogliono, sono messi qua così.